Eder. Mac Pallister. Sonia Bottacchiari, 49 anni, è scomparsa con i 2 figli di 16 e 14 anni e con i 4 cani di famiglia dopo essere partita il 20 aprile da Castellarquato, nel Piacentino. La versione iniziale era semplice, quasi banale. Una breve vacanza in Friuli, destinazione campeggio nella zona di Gemona. Peccato che in quel campeggio non siano mai arrivati. E, giusto per rendere la faccenda ancora più rassicurante, non risultava nemmeno una prenotazione. Insomma, più che una vacanza organizzata, sembra la classica partenza in cui qualcuno ha detto andiamo e poi ha spento pure la sceneggiatura. L'ultima traccia familiare sarebbe un messaggio mandato dalla figlia sedicenne al nonno. Siamo arrivati, tutto bene. Una frase che oggi suona come il classico sipario tirato davanti a una scena che nessuno riesce ancora a vedere. Dopo quel messaggio, il buio, telefoni spenti, contatti interrotti, nessuna conferma concreta. Gli investigatori hanno accertato che i dispositivi nella disponibilità della famiglia erano almeno 4, quelli personali e anche un telefono collegato all'attività lavorativa di Sonia in un caseificio. Tutti neutralizzati nello stesso momento. Una coincidenza? Certo, come quando durante un'interrogazione spariscono contemporaneamente tutti i compiti. Può succedere, ma di solito qualcuno ha dato una mano al destino. La Chevrolet con cui Sonia e i figli si erano mossi è stata ritrovata a Tarcento, in provincia di Udine. Chiusa, senza che da lì in poi emergesse una pista davvero solida. Le ricerche sono state estese fino quasi alla zona del confine sloveno. In campo ci sono forze dell'ordine, protezione civile, cani molecolari, elicotteri, droni e, appena le condizioni meteo lo consentono, anche unità cinofile specializzate nella ricerca di salme. Dettaglio pesante ma inevitabile. Quando una famiglia sparisce da settimane, chi cerca deve sperare nel meglio e prepararsi al peggio. La base operativa è stata collocata anche nel palazzetto dello sport di via Montegrappa a Tarcento, non lontano dal punto in cui è stata trovata l'auto. Nel frattempo sono arrivate segnalazioni, tante. Come sempre accade nei casi di scomparsa. Qualcuno li avrebbe visti qui, qualcuno li avrebbe incrociati là, qualcuno avrebbe notato il gruppo con i cani. Una delle segnalazioni parlava di un avvistamento vicino alla zona del campeggio, ma anche questa non ha trovato riscontro. Le telecamere presenti nell'area non avrebbero confermato gli avvistamenti. E qui siamo al solito balletto crudele delle indagini. La speranza corre più veloce dei fatti, ma poi arrivano i filmati e spesso fanno il mestiere antipatico di rovinare le illusioni. Il nuovo elemento più delicato riguarda alcune lettere ritrovate nella casa del padre di Sonia, Riccardo Bottacchiari. Sarebbero scritti non datati, acquisiti dagli inquirenti, dai quali emergerebbe una condizione di sofferenza e inquietudine. Una delle lettere ebbe rivolta ai figli, un'altra al padre. Questo ha aperto anche lo scenario più cupo, quello di un possibile gesto estremo. Ma la procura invita al massimo riserbo e alla prudenza. Traduzione per il pubblico. Non basta una lettera per chiudere una storia, soprattutto quando mancano 3 persone, 4 cani. I telefoni sono stati spenti insieme e l'auto è stata lasciata a chilometri da casa. Sarebbe comodo infilare tutto in una scatola con scritto spiegazione, ma purtroppo le indagini non funzionano come i cassetti dell'Ikea. Il padre di Sonia, però, non è convinto. Non esclude che quelle lettere non siano state scritte davvero dalla figlia, o comunque non sa quando siano state redatte. Il punto è importante. Se uno scritto non è datato, non è firmato con certezza e viene trovato in una situazione già confusa, prima di trasformarlo nel capitolo finale, bisogna andarci piano. Molto piano. Perché qui non siamo davanti a un biglietto lasciato sul frigorifero con scritto «Torno subito». Siamo davanti a una scomparsa con minori, dispositivi spenti, spostamenti non chiariti e una famiglia intera sospesa nel nulla. C'è poi il tema della possibile fuga pianificata. Sonia, poco prima della scomparsa, si sarebbe licenziata dal supermercato dove lavorava e avrebbe incassato la liquidazione senza informare il padre. In casa sarebbero stati trovati anche segnali di una partenza preparata con cura, tra cui buste di cibo lasciate per il padre con un biglietto affettuoso. Questo elemento non dice automaticamente fuga, non dice automaticamente pericolo, non dice automaticamente niente. Dice però una cosa. Prima di sparire, Sonia avrebbe sistemato alcune questioni pratiche.
E quando una persona sistema le cose prima di allontanarsi, gli investigatori devono chiedersi se si tratti di premura, disperazione o progetto. Resta aperta anche la pista delle comunità religiose. Sonia praticava il buddismo e il padre ha ipotizzato che lei e i ragazzi possano essersi rifugiati in una comunità. Attenzione però, parlare di setta fa subito effetto. Accende il pubblico, spalanca il teatrino delle ipotesi e fa venire voglia a mezzo paese di improvvisarsi esperto di culti, manipolazione e fuga spirituale. Ma al momento l'elemento concreto è più sobrio. I carabinieri hanno avuto contatti informativi con comunità buddiste della zona e stanno verificando anche questo fronte. Fine. Il resto per ora è suggestione. E la suggestione in cronaca è come il sale. Se ne metti troppo, rovini tutto. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha rivolto un appello alla madre e ai ragazzi perché si facciano sentire, ricordando che tutto può essere affrontato e risolto. Anche l'ex marito Yuri Groppi, padre dei due ragazzi, ha partecipato alle ricerche e continua a chiedere un contatto. Da quel 20 aprile però nessuna voce. Solo piste, lettere, telefoni spenti, segnalazioni smentite, verifiche nelle comunità e una domanda enorme. Sonia Bottacchiari e i suoi figli sono nascosti, aiutati, in difficoltà, o è accaduto qualcosa di più grave? Per ora la risposta non c'è. E quando la risposta non c'è, l'unica cosa seria da fare è non travestire le ipotesi da verità. Perché in questa storia ci sono 2 minorenni, una madre scomparsa, una famiglia che aspetta e un'indagine che deve ancora capire se sta cercando persone vive, persone protette da qualcuno, persone in fuga o vittime di qualcosa che nessuno vuole nemmeno pronunciare. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.